Mi raccomando, non dire niente a nessuno. Sì, non ti preoccupare. Lascio il telefono. Lascio il microfono a Francesca Barberini, autrice e presentatrice televisiva. Vai. Io ti lascio le scalette per dopo però, Grazie, mi riprendo i miei occhiali. No, gli occhiali sono troppo Blackfest, ho scoperto. Ciao. Ciao Frank. Ciao. Hai nascosto, ma c'è. Dunque, mi hanno chiesto, ci serve una mano perché dobbiamo scrivere qualche cosa. Se lo sapevo mi mettevo i tacchi, però. Dobbiamo scrivere qualcosa che presenti per presentare Massimo Bottura. Ci devi dare una mano, ragazzi. Cioè, è difficilissimo dire qualcosa che presenti e soprattutto sia esaustivo su Massimo Bottura. Troppa roba fa quest'uomo, è troppo vulcanico, troppo di successo e troppo forte. Quindi ve lo presento semplicemente così. Massimo Bottura! Grazie. E ci sei... Dimmi. Il video che dovevamo mandare. Il non video, so, il l'hai video visto non lo il so, video? adesso non lo so, non ve l'hanno mandato con Ve l'hanno WeTransfer? mandato? Con WeTransfer? Adesso lo No, cerchiamo. aspetta che lo guardo L'hai se ce l'ho in portato? tasca. Ora sei portato Non lo un so. DVD. Ma che DVD? L'ha mandato WeTransfer. Ce l'ha, c'è WeTransfer, proviamolo. Tanto nel frattempo noi chiacchieriamo. Ok. Che stai preparando? Sto preparando il riso cacio e pepe, no? È vialone nano, è praticamente il piatto che ho fatto, si chiama piatto come gesto sociale, è il piatto che ho fatto quando c'è stato il problema del terremoto nelle mie terre. Allora il consorzio del Parmigiano Reggiano è venuto a cercarmi, a chiedermi cosa potevamo fare, visto il mio primo tweet della mattina stessa, e ho creato una ricetta che potesse parlare di Parmigiano Reggiano, ma parlare soprattutto di speranza. E quindi ho preso, l'idea è stata recuperare una ricetta della cucina classica italiana, romana, Sì. cacio e pepe, e portarla in Emilia. Quindi sostituire tutte dalla concettualizzazione agli ingredienti e portarli nella mia terra. Cosa ho fatto? Ho scelto il riso perché il riso è l'emblema di ciò che è la speranza, l'emblema della forza, di donne che, come mi raccontava la Lidia Cristoni del Campazzo di Nonantola, si alzavano la mattina, come sua mamma, si alzavano la mattina, andavano alla stazione di Nonantola, prendevano il treno per Novi e andavano a mondare il riso tutto il giorno. Tornavano cantando, cioè erano felici di essere in mezzo agli altri e a lavorare, perché avevano il lavoro. Poi rientravano la sera, entravano in cucina e preparavano per la propria famiglia. Questo è il messaggio, un messaggio di speranza e un messaggio di umiltà, perché se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire dall'umiltà, e questa è la cosa fondamentale che forse non tutti hanno capito. Hanno colto. E quindi ho scelto il riso, e naturalmente vialone nano, il riso della nostra terra. Poi la sperimentazione. Il lavoro è durato circa 6 mesi, poi abbiamo capito un giorno, perché nasce tutto così, viaggiando eravamo in Australia con Yogi e assaggiavamo tutti questi piatti di cucina asiatica fusa con poche materie prime locali. E Yogi a un certo punto mi dice: sai che io sono stanco di mangiare del dashi con questo cazzebushi di bonito, ma veramente non ne posso più. Io ho detto: ma allora arriva il cuoco e gli dico: ma perché invece di fare del brodo con un'infusione di bonito come fanno in Giappone, non cominciate ad essiccare del canguro e ad affettare del canguro e a creare del brodo di canguro, anche come lo fanno in Giappone, cioè con la tecnica dell'infusione, ma però utilizzando delle materie prime che sono vostre, perché io vengo in Australia e voglio sentire i sapori australiani, non voglio mangiare, io se no vado a Tokyo e sono già a posto, o a Kyoto, e quindi nasce da lì questa idea. E
cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa sperimentazione sul parmigiano reggiano. Ci siamo fatti preparare queste forme molto stagionate, sezionate tutte molto 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 sottili, versando l'acqua a una temperatura non aggressiva, quindi sui 60-65 gradi, in modo da cominciare ad estrarre del sapore. Cosa succedeva? Succedeva che il sapore cominciava ad essere estratto, no? E poi però non era entusiasmante. Allora abbiamo cominciato a lasciarlo raffreddare, rimetterlo sulla piastra, portarlo a 70 già meglio. Poi siamo arrivati fino a 80. 80 tutta la proteina è crollata, è scesa alla base della pentola. E alla fine cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato praticamente alla base tutta la proteina, al centro l'acqua di parmigiano reggiano e in superficie questa crema che è una crema purissima di parmigiano. Ok? Abbiamo preso, ok? Ci siete? Cioè, c'è qualcosa di non chiaro? Lo rivediamo, volendo, perché non è che tutti Ok, quanti, chiarissimo, no? adesso torniamo a Scagli casa. il parmigiano reggiano, lo stendi sulla base della pentola, versi l'acqua con le attrezzature, queste potete fare qualsiasi cosa, versi l'acqua circa a 60 gradi, la lasci riposare, lo fai raffreddare, lo rimetti sul fuoco, lo porti a 70, lo lasci raffreddare, lo rimetti sul fuoco, lo porti a 80 gradi, vedi che tutta la proteina scende. Sai, la proteina è... ok? La proteina non porta e non estrae sapori. Se mangiate la proteina così è chewing gum, che non sa di niente, non sa di parmigiano. Voi pensate, saprà di parmigiano? No, non sa di niente. Tutto il sapore è qua. Aumentiamo, perché sennò dopo Non mangiamo. non mangiate, cioè non mangiate, non assaggiate poi, perché e questo cosa abbiamo fatto dopo? Quindi ho l'idea, passo attraverso la sperimentazione, la tecnica naturalmente, la sperimentazione è riuscita e cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato pensando al nostro passato, cioè agli insegnamenti dei cuochi che sono venuti prima di noi e ci hanno insegnato delle cose intelligenti, in questo caso Gualtiero Marchesi, andare alla ricerca della pulizia e del sapore, del punto proprio del sapore, dell'essenza del sapore, facendo ancora meglio di Marchesi, cioè andando proprio in purezza. Non c'è nessun grasso, un po' di filo d'olio d'oliva per la padella, tostiamo il riso in padella e cominciamo a bagnare col brodo di parmigiano reggiano, ok? Quindi il riso, assorbendo quest'acqua, diventa parmigiano reggiano. Chiudiamo il risotto, naturalmente abbiamo preparato cacio e pepe, un bouquet garni di pepe, Ok. che cuocerà insieme al riso. Che pepe hai scelto? Perché anche sul pepe non è che... Ho Così ho pepe. 6 tipi di pepe, ma non sto, se no diventa troppo complicato, vi confondo le No, però idee. questa cosa mi aveva colpito quando mi hai raccontato Sì. il piatto. perché No, era un pepe c'era già già tutta la spiegazione sul parmigiano che era interessantissima. Poi hai tirato fuori 6 tipi di pepe, quindi un viaggio intorno al mondo. In Esatto, pratica. un viaggio intorno al mondo sul pepe, quindi africano, i vari continenti. E perciò è anche una trasmissione di contaminazione. Sì, ma poi è anche un modo per raccontare questo sociale che tu metti nei tuoi piatti, è anche un modo per raccontare le culture, perché comunque il prodotto rappresenta anche, no? È alla fine di un processo di cultura. Assolutamente, se tu guardi e vai negli archivi storici della RAI, c'è un programma negli anni 50 condotto da Mario Soldati, Viaggio lungo il Po, cioè vengono i brividi, vi racconta delle cose mostruose e racconta soprattutto che cosa vuol dire viaggiare, che cosa vuol dire il cibo. Nel cibo rappresenta tutto, e dopo aver visto quel programma lì, tutte le volte che io viaggio, la prima cosa che faccio, vado nei mercati, vedo quanto ordinati sono, come sono organizzati, la pulizia,
e capisco il grado di cultura di quel paese, perché c'è tutto nel cibo, l'agroalimentare, la pastorizia, la pesca, c'è tutto. E lì vedi proprio il grado della società. D'altra parte c'è proprio questo senso. Stamattina ero alla presentazione del libro di Pascal King, c'era proprio questa fotografia, questi disegni un po' della storia rappresentata attraverso i personaggi, e c'era l'afficio a Roma, e lì ho pensato, pensa, i greci che dicevano io mangio per vivere, poi la società romana, complessa, costruita, il benessere, la cosa, io mangio, io vivo per mangiare. E allora da lì nasce tutto. E siete ancora così, esatto. E da lì proprio c'è tutto, c'è la grande complessità della struttura e le grandi famiglie che dicevano venite che facciamo un evento, creo un evento e dimostro quanto siamo potenti attraverso il cibo. Attraverso il cibo. Poi il crollo, non c'è più niente, l'oscurità. I monaci benedettini che preservavano negli enclavi tutta la cultura trasmessa da 1000 anni prima, e poi il Rinascimento, e da lì si riparte tutto. Quella è una cosa straordinaria. E nel 1200 non c'era nessuno, riparte proprio lì il senso della famiglia, quando c'era Tommaso d'Aquino che diceva sì, la fede va bene, ma la ragione è a fianco della fede. Quindi l'uomo deve pensare, e lì nasce il bollito. Poi, e questa è un'altra cosa. E questo, no, è vero, Facciamo nel 1200. Facciamo questa piccola digressione sul bollito perché è vero. Il bollito nasce nel 1200. Ascolta, c'è il professor Montanari qua in giro? C'è qualcuno che lo può testimoniare? Non lo so. Andate, tanto siamo tutti della cultura. Siamo della cultura di Google, quindi in un secondo andate a vedere. Allora, cosa succede? Succede che comincia a nascere il senso di famiglia e la donna, che è la responsabile di tutto, come è sempre stato nelle nostre campagne, quindi tiene tutto sotto controllo, pensa, invece di grigliare sulla fiamma questo pezzo di carne salata, eccetera, io la bollo, così ho brodo e carne, prendo 2 piccioni con una fava, 1200. Solo che, senti, la smetti di... chiudi quella telecamera per favore. C'è il diritto di cronaca, c'è il diritto di cronaca. Poi questo è il blog fest. Qui il blog fest è difficile chiedere di chiudere una difesa. Ha paura perché dopo va su YouTube e lo vedono in tutto il mondo. Ecco. Allora, cosa succede? Succede che dopo 1000 anni Teme. un cuoco cosa fa? Dice, scusa, ma perché? Si pone delle domande. Ma perché devo bollire la carne? Se bollo la carne perdo tutto. Ma perché io me lo chiedo? Perché ci sono degli artigiani, degli allevatori straordinari che mi mettono sui banchi della Francescana delle materie prime pazzesche. Allora io devo usare la mia tecnica e l'etica che è dentro di me. E quindi salvaguardare, usare la tecnica in funzione della materia prima, non in funzione dell'ego del cuoco. E quindi io cerco di salvaguardare questa materia prima e il lavoro di questi artigiani che portano le bestie in alpeggio e gli fanno mangiare delle bacche straordinarie. E quindi la carne è l'espressione di quello che è l'alimentazione. Che cos'è l'animale? È quello che mangia. Assolutamente, Okay. come noi del resto. Potrei adesso dire il piatto. Per cui ho fatto un piatto che rappresenta questo, si chiama Thin Green, ma questa è un'altra storia. E da lì nasce bollito non bollito, e lo spieghiamo prima al professore che viene a mangiare fra una settimana. Bollito non bollito non è nient'altro che testina, coda, guancia, pancia, cotechino, tutti i tagli, invece di cuocerli dentro all'acqua, soprattutto in molti casi tutti insieme, li cuoci in sottovuoto usando la bassa temperatura, cioè
non voglio fare. Mi prega, Sembra che dopo faccia pubblicità. No, non mi ha chiesto, usando la bassa ci siamo temperatura, perfettamente, cioè capito? cuocio il sottovuoto, poi tengo l'acqua sotto i 75 gradi Dai e numeri, durante il Block Fest. tempo di cottura di una testina